Una disattenzione o una manovra errata sarebbero le cause dell'incidente sul lavoro accaduto questa mattina alle 7 alla Carton Fair di San Giacomo di Veglia. Vittima Silvano Casagrande, 71 anni, uno dei titolari dell'azienda che stava operando ad un macchinario per la triturazione dei rottami metallici. Forse nel tentativo di sbloccare la macchina, la tuta si sarebbe impigliata su un rottame, trascinando un braccio dell'uomo tra le macine. Solo il pronto intervento del personale, che ha subito bloccato tutto, ha evitato il peggio, ma non la perdita completa dell'arto. Il 71enne ora si trova al Cafoncello in condizioni gravissime. Ha preso in affitto la casa di un libero professionista di Treviso e l'ha trasformata in bordello. Protagonista una 47enne di origini cinesi proveniente da Milano. La donna da marzo vive nell'abitazione di Borgo Asolo a Zoppolo di Pordenone, diventata improvvisamente molto frequentata, soprattutto in tarda serata e nei fine settimana. Segnalata la cosa dai vicini e ai carabinieri, che dopo alcuni appostamenti hanno verificato che oltre alla donna all'interno si prostituiva anche una sua giovane amica. Sequestrata l'agenda con i clienti gran parte provenienti dalla Marca. L'hanno ritrovato oggi pomeriggio lungo via Stradonelli a Susegana, mentre vagava in stato confusionale. Lieto fine per la vicenda di Marco Trevisan, il cinquantenne che da 2 giorni non dava più notizie di sé. L'uomo, che vive solo e da tempo e senza lavoro, soffre di frequenti amnesie. Era stata attivata una sala operativa in comune a Susegana per coordinare le ricerche partite ieri pomeriggio dopo la denuncia della scomparsa. Oltre 100 gli uomini impiegati e oltre i sub dei vigili del fuoco ad un nucleo cinofilo della protezione civile. Ora Trevisan è ricoverato al Cafoncello per accertamenti. Giardinetti di Sant'Andrea sempre più luogo di sballo dei giovanissimi. Gli ultimi casi nei giorni scorsi, quando una pattuglia della polizia municipale ha fermato un minorenne che aveva appena lasciato del denaro all'interno di uno dei cespugli prelevando una dose di stupefacente. Ora è caccia allo spacciatore. Sballo che in alternativa alcuni giovanissimi stavano cercando con della birra. Un fusto di 5 litri è stato sequestrato sempre dai vigili di Treviso dopo essere stato abbandonato da un gruppetto di minorenni che si sono dati alla fuga alla vista della municipale.